Le telecamere di TVA all'interno dell'associazione Saieva Onlus di Agrigento. Come nasce la vostra associazione, da quanti anni e a chi è rivolta? La nostra associazione nasce nel 1988 ad opera del notaio Saieva e della famiglia Saieva, precisamente dalla dottoressa Saieva Giovanna. Nel 1988 si fonda questa associazione proprio per dare dei servizi alle persone disabili e alle persone fragili. Proprio migliorare la qualità di vita della persona è l'obiettivo, ovvero la mission dell'associazione, e creare anche posti di lavoro e dare stabilità e concretezza alla nostra città. Oggi la Saieva Onlus si è estesa quasi in tutta la Sicilia, da Caltanissetta a Sciacca e così via. Il nostro obiettivo è quello di tutelare gli interessi del cittadino, quello di tutelare le necessità e la fragilità dell'essere umano, proprio con i suoi bisogni. Noi ci rivolgiamo ovviamente alle persone disabili, agli anziani e ai minori, e ovviamente noi siamo anche centro dei tirocini come l'ASACOM, di diversi enti di formazione, e in più siamo anche referenti dell'Università di Palermo in psicologia, dove qui si fanno anche i tirocini. Noi partecipiamo anche ai progetti nazionali come i PON e così via. Il nostro obiettivo è quello veramente di migliorare la qualità di vita del cittadino e di fare grandi cose per la nostra città, che veramente è la nostra terra, è veramente meravigliosa, e per viverla bene bisogna che ci sia tanta qualità. Chi volesse, come può contattarvi? La nostra associazione abbiamo sia un sito internet, siamo su Facebook, abbiamo un numero telefonico dedicato e è molto semplice raggiungerci. Basta Associazione Saieva Onlus, cercare Associazione Saieva Onlus, e in via Gioieni abbiamo due sedi, una in via Gioieni 221 e una in via Gioieni numero 241, dove c'è la sede centrale. Bene. E più abbiamo anche altre sedi dislocate in Sicilia, come a Canicattì, a Caltanissetta e a Sciacca. Tanti progetti in itinere, uno vi vedrà impegnati a breve. Noi il 19 giugno saremo protagonisti e parteciperemo all'evento Giochi Senza Frontiere a Favara. Dalle 3:30 saremo nella piazza principale di Favara e parteciperemo a questa bella iniziativa rivolta ai disabili. Il nostro staff saremo lì e faremo questa grande attività con tutte le altre associazioni, tra l'altro. Concretamente voi cosa fate? Di cosa vi occupate? Allora, il nostro obiettivo qual è? Quello di fornire servizi al cittadino. Allora, noi seguiamo i cittadini dall'A alla Z, noi informiamo le famiglie che devono fare la domanda, li seguiamo e gli facciamo fare la domanda, e poi fisicamente li seguiamo per attivare i servizi. Poi noi forniamo degli operatori specializzati in base al PAI, al piano assistenziale individualizzato che fornirà il comune, ovvero che elaborerà il comune con gli assistenti sociali. Quindi noi effettivamente siamo in prima persona, siamo in prima linea e diamo assistenza alle famiglie. Cosa facciamo anche? Oltre a questo, noi, chi volesse, può anche destinare il 5 per 1000 all'associazione, che i codici li trova tranquillamente in giro tra Facebook, Instagram e internet.